patate, salsiccia e ova. Un piatto tradizionale si usa fare il giorno di San Sebastiano. Allora, partiamo con le patate, un filo d'olio in padella, poi aggiungiamo a metà cottura la salsiccia, aggiustiamo di sale e pepe e infine le uova. Questo è un piatto che noi bambini aiutavamo alla mamma per farlo più veloce. Accendiamo il fuoco, allora, mettiamo il filo d'olio. Ora tagliamo la salsiccia. Quindi bisogna tagliarla a tocchetti? Sì, tocchetti piccoli. Piccoli, no? Questa è una salsiccia fresca, presa da una macelleria qua di Tortorici. Comunque in tutte le macellerie buone qui del paese. Condita semplicemente con un po' di finocchietto e il pepe nero. Questo. In questo caso la sto mettendo prima perché le patate sono tagliate molto più sottili della carne, quindi la cottura questa sarà molto più breve, per essere più veloce, ecco. Allora, Già si sente un ciauro, l'odore è buono, ecco. Bisogna quindi farla soffriggere, come ci accorgiamo che è pronta? Quando Cambia colore. quando cambia colore su per giù è questo colore qua. Dal rosso vivo cambia e diventa Già sull'opaco, ecco. incominciò, A diventare dorato. dopo questa ricetta che già è così, facciamo un'altra cosa che sempre per noi bambini quando eravamo piccoli facevamo dopo che finivano di mangiare. Quanti ricordi questa ricetta? Tanto? Oh, la famiglia era grande, erano 5 fratelli, più 2 sorelle e tutti noi nipoti e cugini, perciò però non lo so se l'altra famiglia lo facevano lo stesso, però nella nostra famiglia si faceva in quel modo, si andava nella casa del nonno, la casa del fratello più grande e si... Mettiamo le patate. Ora mettiamo le patate. Le patate però si devono E ora mettiamo. lavorare sempre, no? Mettiamo il sale. Vedete, Poco perché già di per sé la salsiccia ha un po' di sale e ce l'ha, quindi evitiamo di farla troppo salata, nel caso si aggiusteranno poi con le uova. Nel momento delle uova metteremo un altro pochino di sale. Mettiamo anche le patate? No, è così, è così. Stiamo preparando le uova per batterle e farle dei liquidi. No, spacchiamo le uova e le Per farle mettiamo sciabottare. ora nella padella insieme alle patate e la salsiccia. Io tutto il sale, uno e due forchette. Sì, perfetta. Io E aggiustiamo un altro io pochino uso di sempre sale. l'antica, Lui parla lingua tradizionale tortoriciana. Quante uova utilizziamo? In questo caso Adesso che utilizziamo 4 uova. 4. Noi le battiamo le uova sempre All'antica. Con le forchette. Un pochino di pepe, No. pochino, sì, ci va. Quindi mettiamo un po' di... Pepe nero, da quella spinta in più al sapore. Chi è sale? Sì, già l'ho messa io. Tutto si fa a occhio perché non è che possiamo assaggiare l'uovo sul salito, no. Gli abbiamo aggiunto un po' di sale. Dove? Tiriamo, sì.
visto che già comincia a prendere aspetto, comincia a venire bella cotta. Da noi in portoricano si dice castagnata quando diventa bella dorata, che arriva al rossiccio, così. Poi vi faremo vedere il risultato finale. Ok, ora vediamo un attimino. Ci siamo quasi. La cottura. Siamo Carla che ci sta guardando dal Messico in diretta e tutti gli amici di Bella Sicilia che invitiamo a condividere il video, fateci sapere da dove ci state guardando. A che punto siamo? A buon punto. quasi pronti per mettere le uova. Stiamo giungendo alla fine. Questa qua così diventa una frittata. Però noi non la facciamo frittata. Noi ora la spasciamo. La spasciamo a frittata. A Romanamo, infatti. La romaniamo. Ma tu non facevi pure un negozio che facevi fare, no? Quanti ricordi questo piatto? Fai. Tanti ricordi, vero? Molti ricordi da bambino. Dopo non ci sono, me ne sono andato all'estero e per 10 anni non l'abbiamo fatto. Non ha fatto più questi piatti perché ovviamente in America non c'erano più tutti questi ingredienti che si potevano utilizzare così e quindi poi è tornato dall'America, ha ripreso un attimino un'attività culinaria ed è diventato Ma quanto un pettolaro. le è mancata la Sicilia quando stava lontano? Io per 5 anni non ho potuto venire che ero soggetto alla leva militare. Dopo 5 anni, un anno sì e un anno no, per la peste San Sebastiano. Quindi la Sicilia sempre nel cuore, il suo paese. Fino all'83 quando sono tornato definitivamente. Sì. Panettata di patate, salsiccia e ova, un piatto unico. Speciale. Buonissimo, è un piatto abbastanza sostanzioso. E allora io aspetto questo giorno per tutto Per l'anno mangiarlo. perché Natalia è talmente brava che lo sa cucinare benissimo. Grazie. Cosa diciamo di questo Un piatto? piatto buonissimo, buonissimo. Buono e sostanzioso. Grazie a tutti per l'attenzione, un saluto da Tortorici. Ciao bella Sicilia! Viva San Sebastiano! Ciao bella Sicilia. Ciao.